Buongiorno Presidente, Carnevale di Marca con nuovi comuni e novità, ce le può spiegare brevemente? Sì, buongiorno a tutti. Abbiamo due nuovi comuni, come abbiamo appunto anche detto durante la conferenza stampa poco fa. Abbiamo Carbonera e Zenson di Piave. Questo, diciamo, il fatto che negli ultimi anni uno o due comuni all'anno entrano appunto nella kermesse, nella nostra manifestazione, ci riempie anche di soddisfazione prima di tutto. E questo anche vuol dire che quello che facciamo cerchiamo di farlo anche bene, cerchiamo di portare appunto degli spettacoli rinnovati, curati appunto nelle varie piazze. E poi anche comuni nuovi che creano l'iniziativa, appunto questo conferma questa linea appunto di fare le cose passo dopo passo, crescere negli anni. Appunto siamo partiti con 3 sfilate quasi 20 anni fa e adesso siamo arrivati a ben 23, quindi è un passaggio negli anni cercando di fare le cose passo, come dicevo, passo dopo passo, in modo da riuscire a dare anche l'idea di continuità, di portare la tradizione del carnevale in più posti, in più piazze possibili della provincia, per appunto creare momenti di aggregazione, di divertimento per i grandi e soprattutto per i piccoli, portare la tradizione del carnevale ai piccoli, insegnando anche loro quali sono appunto le tradizioni, le maschere, come anche costruire qualcosa in cartapesta con le loro mani. Assessore, prima si è parlato di sicurezza nelle manifestazioni del Carnevale. Quali sono le novità e che cosa bisogna stare attenti in queste occasioni? Sì, io dico che Carnevali di Marca fa un grande servizio, che non è solo quello di portare i carnevali nel nostro territorio, ma di farli in estrema sicurezza, perché si sono inventati anche un protocollo che non esisteva, proprio per fare attenzione a tutti quei passaggi, a quelle buone pratiche, per far sì che i carnevali vengano fatti in sicurezza. E quindi questo è un grande ringraziamento che io faccio a loro, anche perché stiamo cercando, grazie anche ai parlamentari del territorio, di modificare una legge regionale che purtroppo dà troppe responsabilità ai presidenti di Proloco, a chi lavora nel mondo dell'associazionismo e che deve rispettare delle regole che a volte sono anche troppo dure e troppo difficili. Buongiorno Sindaco, il Carnevale di Marca si avvicina. Che tipo di appuntamento rappresenta per Conegliano? Un appuntamento fondamentale che ogni anno viene aspettato da decine di migliaia di persone ed è bello poi vedere come si torna tutti un po' bambini, no? Per cui da un lato i bambini che si divertono, dall'altro i genitori che si divertono anche forse di più dei bambini, per cui un evento incredibile, un evento che secondo me oggi più che mai, oggi che siamo diventati patrimonio dell'UNESCO, diventa un evento che va a inserirsi in una serie di eventi che già abbiamo programmato, tra cui il Giro d'Italia che arriverà a maggio e che darà un valore aggiunto al nostro territorio. Direi che è molto importante come evento perché vediamo la coralità che accompagna questi eventi e non soltanto a Vittorio, a Conegliano o a Treviso perché città più grosse, ma anche nei piccoli comuni le famiglie partecipano. Numericamente abbiamo visto che il Carnevale di Marca è diventato estremamente importante con decine, più di 20 comuni che partecipano all'evento. Abbiamo visto che sempre di più c'è questa coralità anche nell'intervenire fisicamente col proprio apporto da parte di associazioni e singoli cittadini. Quindi l'evento in sé è importante. Mi è molto piaciuto l'approccio ultimo che è stato dato, ovvero sia di accompagnare ogni sfilata da un contorno di altri eventi che ogni comune potrà gestire da adesso in avanti e sempre di più in modo da arricchire la semplice sfilata con gli eventi collaterali. Sindaco, di nuovo Carnevale di Marca. Che novità ci sono a Sernaglia e che cosa vi contraddistingue per il vostro Carnevale? Sì, buongiorno a tutti intanto. Sernaglia credo sia arrivata alla 72esima edizione, per cui davvero penso che sia un evento molto importante per il paese. Sono convinto che sia un evento importante sia perché dà il senso proprio di comunità, quindi tutta la comunità partecipa, dai più piccoli ai più grandi, e questo è quello che crea comunità e l'importanza appunto dell'evento, ma anche i temi che sono trattati, che come è stato espresso prima in conferenza stampa sono temi importanti, l'ambiente, piuttosto che altri temi che valorizzano il nostro territorio, per cui c'è una sensibilità e un'attenzione verso quello che è il territorio locale, portando anche persone che arrivano da tutti i comuni ma anche da fuori regione, per cui sono convinto che sia un evento davvero ricco di emozioni e che può interessare tutto il paese ma anche paesi limitrofi.